CAM di Chioggia, l'azienda di conservazione di molluschi. Questa mattina si è svolto il vertice urgente convocato dal sindaco Armelà. Ora si attende il prossimo tavolo in regione. Fermo amministrativo a Trapani per la nave guidata dai veneziani Caccia e Casarini. Sabato, dopo aver salvato i migranti, li avevano sbarcati al porto siciliano e non a Genova, come era stato disposto dalle autorità italiane. Una calle intitolata ai borseggiatori per denunciare i furti che continuano ad avvenire a Venezia. Il falso cartello è apparso stanotte, rimosso da polizia locale e vigili del fuoco. Dopo la gondola ribaltata a Castello si torna a parlare dei comportamenti dei turisti a bordo. C'è chi per un selfie rischia di cadere in acqua. Nelle scorse ore è stata annunciata dalla Farnesina la liberazione di 2 cittadini italo-venezuelani detenuti in Venezuela. Resta per il momento ancora in carcere il nostro connazionale Alberto Trentini. Gara di solidarietà a Villanova di Campo San Piero per aiutare la famiglia del piccolo Vladi morto nell'incidente stradale a Santa Maria di Sala. I fondi per rimpatriare la salma. Mostra del cinema, domani la preapertura della Kermesse. Ultimi dettagli per la macchina organizzativa, tra divi in arrivo e sicurezza. Non mancano le polemiche su Israele. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. In primo piano la crisi della CAM di Chioggia. Questa mattina si è svolto il vertice urgente convocato dal sindaco Armelao. Ora si attende il prossimo tavolo in regione. Oggi tutte le menzioni che ci hanno raccontato sono venute fuori tutte. Adesso non sappiamo più cosa fare. A parlare uno dei dipendenti della CAM di Chioggia al termine del vertice urgente convocato in municipio dal sindaco per tentare di trovare delle soluzioni alla crisi dell'azienda. Insieme ai vertici, organizzazioni sindacali, il commissario giudiziale, l'autorità portuale e il centro per l'impiego. Loro hanno chiesto tranquillamente all'azienda che se è in difficoltà che vengano licenziati in modo da poter attivare le procedure per avere quantomeno la disoccupazione che possa portare qualcosa anche in famiglia. L'azienda, infatti, in crisi dal 2020 ha messo in ferie i 50 lavoratori di CAM e CAM Evolution. Un giorno per l'altro ci hanno detto: da domani siete tutti in ferie. Per noi è stata una doccia fredda, però c'era chi aveva ancora ferie e chi non ne aveva. La risposta di loro è stata: non preoccupatevi, lo stipendio è garantito a tutti e dopo, quando ci sarà, ci metteremo a posto coi conti. Noi abbiamo accettato perché appunto dobbiamo portare lo stipendio a casa, però questo non è successo. Noi siamo 2 mesi adesso che non percepiamo lo stipendio. Incolpando l'autorità portuale. L'autorità portuale, però, quello che volevo proprio evidenziare, ha chiarito davanti a tutti che il progetto del waterfront non va minimamente ad influire sulla situazione della CAM, perché ero stato appunto contattato da diversi lavoratori della CAM, i quali mi dicevano che a livello della proprietà si diceva che il comune aveva delle responsabilità sul fatto di questa proroga della concessione da parte dell'autorità portuale a causa di questo progetto del waterfront. Il progetto del waterfront esiste, ma è un master plan di riqualificazione futura del progetto, ovviamente del quartiere di Saloni, quindi notizie che erano state riportate ai lavoratori ma che si sono rivelate false. In sintesi, l'azienda avrebbe incolpato amministrazione e progetto Waterfront della situazione, quando in realtà, dicono i sindacati uniti, così non è. Ora si attende il secondo tavolo che convocherà la Regione tramite l'assessore Mantovan per far fronte alla situazione. L'azienda oggi ci ha detto di aver affidato incarico a degli avvocati esperti di valutare la situazione, quindi su che cosa fare, sul fatto che la CAM possa andare avanti, CAM e CAM Evolution possa andare avanti o no. Attendiamo il tavolo regionale. Ripeto, quindi con l'assessore Mantovan, al tavolo regionale già un mese fa la Regione si era resa disponibile a cassa integrazione straordinaria, quindi a vedere molte cose per aiutare, per venire incontro proprio ai dipendenti. Fermo amministrativo a Trapani per la nave guidata dai veneziani Caccia e Casarini. Sentiamo cosa è successo.
Giovedì mattina la nave veneziana Veneta Mediterranea, partita in missione da pochi giorni, seconda nave umanitaria dell'organizzazione non governativa Mediterranea Servium, ha tratto in salvo 10 persone in difficoltà nelle acque del Mediterraneo centrale. Ora arriva una nuova doccia gelata. La nave è stata colpita da un provvedimento di fermo amministrativo, una decisione che ha tutte le caratteristiche per alimentare un braccio di ferro tra le autorità italiane e il team di Mediterranea. Più volte, infatti, la prima nave Mare Ionio della stessa organizzazione non governativa, battente bandiera italiana, ha ricevuto la stessa sorte. Tra i pilastri di Mediterranea c'è anche l'armatore triestino Metz. Il commento, come al solito, senza troppi tentennamenti, del veneziano Beppe Caccia, capo missione con Luca Casarini, così ai nostri microfoni. È un provvedimento vergognoso, una vera e propria vendetta del Ministero degli Interni per le scelte che abbiamo fatto in mare, soccorrendo 10 persone, 10 ragazzini che scaraventati in acqua dai trafficanti che li trasportavano rischiavano di perdere la vita, e soprattutto ci vogliono far pagare la scelta di sbarcare questi ragazzi, queste persone nel più vicino porto di Trapani, rifiutando di obbedire all'ordine del Ministero degli Interni che voleva imporci 5 giorni di navigazione fino al lontano porto di Genova. La vicenda è tutt'altro che chiusa. Come andrà a finire? Sono in arrivo nuovi colpi di scena. Vi parlo dal porto di Trapani, dove questo pomeriggio a bordo della nostra nave Mediterranea personale della Questura, della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto ci hanno notificato il provvedimento, il verbale con cui si contesta a Mediterranea la violazione del decreto legge Piantedosi. Significa una sanzione pecuniaria fino a 10.000 euro e il fermo amministrativo della nave. Una calle intitolata ai borseggiatori per denunciare i furti che continuano ad imperversare a Venezia. Il falso Nissioetto, posizionato per protesta in Calle della Mandola, è stato rimosso dalla polizia locale e dai vigili del fuoco. Con un gesto che probabilmente voleva adeguare all'attualità lo stradario di Venezia, Calle della Mandola è diventata per qualche ora Calle Pickpocket, Calle dei borseggiatori. Mani ignote hanno posizionato nella notte la riproduzione del Nissioetto all'imbocco della Calle da Campo Sant'Angelo, un gesto di denuncia e di protesta condito da una certa dose di ironia di un fenomeno che anche in questa zona del sestiere di San Marco è particolarmente sentito, a cominciare dai ristoranti che hanno i plateatici in campo. Abbiamo trovato dei portafogli, dei documenti, ovviamente tutto vuoto, buttato in mezzo ai tavoli. Non sarebbe una cattiva idea mettere magari delle cassettine dove poter buttare dentro eventualmente passaporti, documenti e quant'altro. Non è una cassetta come quella suggerita dal ristoratore, ma ha la stessa funzione questo pertugio tra una porta e una saracinesca che ci hanno segnalato i veneziani non distratti, che a loro volta l'hanno segnalato alle forze dell'ordine. Siamo sempre nel sestiere di San Marco. A terra è pieno di portafogli ed alcuni sembrano uscire dei documenti. Portafogli evidentemente gettati qui una volta svuotati di contante e carte di credito. Queste persone cercano di riciclare le carte di credito, cioè nel senso vanno nei negozi spendendo con le carte di credito rubate. Non hai mai avuto il sospetto? Sì, ho avuto il sospetto e fortunatamente ho capito la situazione e li ho mandati via. Vediamo le facce anche dei turisti poveri impanicati perché non trovano portafoglio. È un problema che qui a Venezia non è ancora risolto. I vigili non si fanno vedere. Il Nissioetto Calle Pickpocket è stato rimosso in mattinata da polizia locale e vigili del fuoco. I pickpocket evidentemente ancora no. Monica Poli ci aggiorna sulla situazione in tempo reale. Stamattina ci hanno segnalato che i borseggiatori erano dalla stazione di Mestre, facevano via Righi e Vempa su e giù ed erano parecchie bande. In circa 15 minuti fa ne sono passati 2 verso l'Accademia e poi abbiamo parecchie segnalazioni bacino Orseolo. Spesso la toponomastica di Venezia racconta storie della città. Calle della Mandola si chiama così perché una volta si produceva un'acquavite alla mandorla e qui accanto c'è addirittura un Rio Terà degli Assassini. Per cui intitolare una calle ai borseggiatori non sarebbe una scelta così singolare. Il problema comunque rimane serio. Ne sa qualcosa chi era l'altra sera al pontile dell'Accademia?
attorno alle 20:30 circa, forse riconosciuti, erano una bella banda, hanno spruzzato lo spray al peperoncino, dove la gente, c'è stato un fuggi della gente, cioè stanno diventando sempre più aggressivi, soprattutto se riconosciuti. Dopo la gondola ribaltata ieri in un Rio di Castello, a Venezia si torna a parlare dei comportamenti dei turisti durante la navigazione. Le guide raccontano c'è chi per un selfie rischia di far cadere tutti in acqua. Mi è capitato più di qualche volta che questi ospiti, questi turisti, durante la navigazione, sono circa 30 minuti, si spostassero da una sedia all'altra e quindi per davvero più di qualche volta abbiamo rischiato di cadere in acqua. Quanto sono pericolosi i movimenti degli incauti turisti che a bordo si muovono incuranti della stabilità delle gondole? La domanda e il dibattito sono puntualmente tornati d'attualità dopo il bagno fuori programma di un gruppo di turisti a Castello. Rio dello Smarino è piuttosto stretto e risulta difficile incolpare il motondoso. Difficile anche uno scontro con un'altra barca, come era accaduto ad inizio mese in Canal Grande, quando altri turisti erano finiti in acqua dopo l'impatto della loro gondola con un taxi in avaria. Per quello tornano alla mente i tanti episodi di visitatori poco disciplinati durante la navigazione, una circostanza che ci conferma chi tutti i giorni accompagna comitive in giro per Venezia e anche in gondola, le guide turistiche. In gondola può capitare che il gondoliere dice di non muoversi e che la gente si muova, si alzi, si giri, faccia foto e poi succede il patatrac. Quindi diciamo che anche se lo dice il gondoliere non è sufficiente a volte? Purtroppo no, quello che diciamo noi o i gondolieri o chiunque altro spesso non è sufficiente. È mai capitato che ci fosse qualche battibecco? Sì, anche se appunto noi siamo così delle persone che cercano di essere dei mediatori tra il gondoliere e i clienti, perché i gondolieri spesso parlano in veneziano e magari hanno questo tono di voce abbastanza alto e quindi qualcuno magari se la può prendere. Il turista ha continuato a fare quello che voleva? E purtroppo spesso sì, spesso i turisti continuano a fare quello che vogliono, ovvero fare delle foto o comunque tentare di spostarsi durante la navigazione. A proposito di movimenti durante la navigazione, a Rialto incontriamo casualmente Cristina, una turista messicana residente a Los Angeles che vuole mostrarci un video che la ritrae impegnata in un ballo latinoamericano su una gondola. Io sono bailarina, io me puedo balancear. Sono ballerina e mi so bilanciare, ci assicura, e ho pura esperienza sulle barche. Poi Catarina ci tiene anche a precisare che in gondola era sola e col pieno benestare del gondoliere. Dice, sta muy bien. Nelle scorse ore era stata annunciata dalla Farnesina la liberazione di 2 cittadini italo-venezuelani detenuti in Venezuela. Appunto, resta per il momento invece ancora detenuto il nostro connazionale Alberto Trentini. Tra i 13 oppositori al governo di Nicolás Maduro che sono stati scarcerati nelle ore scorse ci sono anche 2 cittadini italo-venezuelani, mentre resta purtroppo per il momento ancora in carcere il nostro connazionale Alberto Trentini, l'operatore umanitario veneziano, ingiustamente incarcerato a Caracas dal 15 novembre 2024. La Mostra Internazionale d'Arte e Cinematografica di Venezia prepara così un nuovo appello per la scarcerazione di Alberto, grazie alla grande mobilitazione indetta e organizzata da Articolo 21. La notizia di ieri è una notizia, certo siamo contenti quando qualcuno esce dal carcere, lo ha detto la famiglia, ma la famiglia ha detto ma quanta sofferenza, hanno ragione, sono passati quasi 300 giorni, non c'è un capo di imputazione, non si sa di cosa sia accusato, non possono andare gli avvocati, 2 solo telefonate con la mamma e col papà e ieri sono usciti 2 oppositori politici italo-venezuelani. Ho la sensazione che la trattativa sia stata più una trattativa in Venezuela che non una trattativa che abbia riguardato l'Italia. Comunque Alberto non esce e c'è qualcosa che non torna. Il giornalista Giuseppe Giulietti, coordinatore nazionale di Articolo 21, invita tutti all'iniziativa cui parteciperà anche il direttore della mostra, Alberto Barbera, con rara sensibilità. Mi permetto di invitare Antenna 3, tutta la stampa internazionale che sarà a Venezia, giovedì mattina qui al Lido, alla Casa degli Autori, vicino alla chiesa di Sant'Antonio, tutti per incontrare il direttore della mostra Alberto Barbera e chiedere alla mostra di accendere tutti i riflettori su Alberto, perché Alberto deve tornare a casa e l'oscurità è uno dei suoi peggiori avversari. Trentini
è ancora vivo, quindi in tanti altri casi, penso a Regeni, a Rocchelli, a Ilaria Alpi, Pacciolda, noi dobbiamo chiedere verità e giustizia in modo postumo. Qui c'è una persona viva. Gara di solidarietà, Villanova di Campo San Piero per aiutare la famiglia del piccolo Vladi, il bimbo di 6 anni, ucraino, morto in un incidente stradale a Santa Maria di Sala. La parrocchia di Santa Maria Assunta di Murelle di Villanova di Campo San Piero si sta mobilitando per aiutare la famiglia del piccolo Vladislav Malamen con una raccolta fondi destinata a coprire le spese onerose per il rimpatrio della salma del piccolo di appena 6 anni, morto venerdì scorso dopo essere stato investito da un'auto mentre attraversava la strada con la sua mamma a Santa Maria di Sala. Vladi con la sua famiglia era arrivato dall'Ucraina a fine luglio per cercare protezione per fuggire dalla guerra, ma un tragico destino ha spezzato la sua vita. Qui a Villanova di Campo San Piero avrebbe iniziato la scuola a settembre e invece nelle prossime settimane il suo corpo tornerà nella sua città, Odessa, per i funerali. La parrocchia di Murelle, in accordo con il Consiglio pastorale, ha così messo a disposizione un IBAN per le donazioni, oppure durante le messe sarà possibile lasciare delle offerte nelle cassettine che si trovano in fondo alla chiesa destinate a Vladi. Un gesto di grande affetto di tutta la comunità che aveva accolto nell'ex canonica il piccolo e la sua famiglia e che ora vuole ricambiare il grande dono che i genitori hanno fatto donando gli organi del figlio dopo la sua morte, un gesto che ha permesso di salvare la vita ad altri bambini. La politica ora torna in primo piano, il dibattito dopo la pausa ferragostana. In Veneto il presidente della regione non ha ancora fissato la data del voto. Riprende a pieno regime l'attività politica in quest'ultima settimana d'agosto con la scadenza del voto per le regionali che si avvicina senza che ancora si sappia data e candidato presidente, almeno per la coalizione di centrodestra, dove le tensioni interne continuano ad alimentarsi. A gettare benzina sul fuoco il coordinatore veneto di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo, che rimarcando i numeri del partito ribadisce: siamo pronti ad amministrare la regione, se le scelte dovessero rivelarsi diverse per ragioni di realpolitik, allora quello di Fratelli d'Italia non sarebbe altro che uno straordinario atto di generosità, conclude De Carlo, non proprio una mano tesa agli alleati del Carroccio, che intanto hanno sciolto il nodo della posizione del governatore uscente. Luca Zaia sarà capolista della Lega in tutte le circoscrizioni. Attacca Andrea Martella, segretario veneto del PD. Sarebbe meglio che invece di dirci dove si candida Zaia ci dicessero quando si vota, e poi ogni partito farà le sue scelte. Noi le abbiamo fatte per tempo e loro le faranno nel chiuso delle stanze romane, perché si è vista anche questa notizia, non c'è una scelta che viene fatta in Veneto, ma c'è una scelta che viene fatta a Roma, in qualche palazzo, tra i leader dei vari partiti dello schieramento, sulla base di equilibri politici tra le varie forze e non sulla base dell'espressione territoriale. Se poi è questa l'autonomia, non avere la possibilità di decidere, far decidere a Roma sulla base di chissà quali criteri, mi pare che sia proprio la dimostrazione che all'autonomia non si crede, oltre a non essere stati capaci di realizzarla. Intanto il candidato della coalizione di centrosinistra Giovanni Manillo continua a girare il Veneto. Noi siamo pronti con una coalizione molto ampia che sostiene Manildo e anche con le candidature del Partito Democratico. Nei prossimi giorni, venerdì prossimo, in una riunione della direzione regionale, ufficializzeremo tutte le candidature che sono state proposte dalle varie realtà provinciali. E restiamo in Laguna ora per andare al Lido di Venezia, dove sono in corso i preparativi per la mostra del cinema. L'attrice americana di origini israeliane Gal Gadot non sarà all'82esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, cointerprete in The Hand of Dante di Julia Snaben, che sarà presentato fuori concorso. L'attrice non sarà tra i divi che hanno confermato la loro presenza nei prossimi giorni sul red carpet del Lido. L'interprete e stella di Wonder Woman è così tornata al centro delle polemiche. Il gruppo di artisti Venice for Palestine ha chiesto che la Biennale ritirasse l'invito. A lei e a Gerard Butler, insieme a qualunque altro artista o celebrità che sostenga pubblicamente e attivamente il genocidio.
Queste le motivazioni del gruppo. Sono ore dunque di vigilie e preparativi al Lido, ma il dramma di Gaza irrompe prepotentemente sul festival. Martedì la preapertura, poi mercoledì sarà Francis Ford Coppola a tenere la laudatio di Werner Herzog alla consegna al regista tedesco del Leone d'Oro alla carriera nella serata inaugurale. C'è la guerra, c'è la paura dell'atomica, ci sono i mostri, i dittatori, c'è un po' di tutto, insomma. Non che manchino i film spettacolari, i film di finzione, i film che invece aiutano a sognare un futuro migliore e a immaginare una realtà alternativa a quella dolorosa con cui abbiamo a che fare. La selezione non solo dei film in concorso ma anche di tutte le altre aree dell'arte cinematografica siano di assoluta avanguardia, grandissimi contenuti e anche una profondità dei temi. Un grande indotto per la città al festival, come ricordano gli albergatori, ma l'attesa è tutta per la conduttrice Emanuela Fanelli che martedì a mezzogiorno è prevista sulla Darsena dell'Eccelsior. Ho delle playlist un po' da matta, c'è Paolo Conte, ma Britney Spears, Mina, Achille Lauro, tutti. In questo momento la canzone di Giorgia di Sanremo, la sento spesso. Mandiamo un bacio a Giorgia. Questo è un cornino che mi ha regalato mia nipote Rosa, porta fortuna. C'è ancora abbastanza posto, abbiamo un'occupazione in questo momento del 75%, ma ormai siamo abituati che le prenotazioni arrivano all'ultimo, quindi molte persone arriveranno e contiamo che davvero ci sia un tutto esaurito e poi ragioneremo per l'anno prossimo. Da Venezia è tutto, arrivederci.